5 lo scontrino alla cassa. Grazie, signore. Il signore desidera? Signorina, io vorrei sapone, profumi, acqua di lavanda. No, signorina, io vorrei la mette per la barba, pettini, spazzole. No, signorina, io vorrei... dica pure cosa le occorre, signore. Sono qui per servirla. Io vorrei... quel che voglio lo voglio da lei. Ho capito, le vuole una pomata che mantiene la piuma incollata. Signorina, perché non mi intende? Ma signore, che cosa pretende? Un profumo d'amor che mi scenda nel cuor. La violetta, signor. No, non è un profumo di viole quello che lei può dare a me. Si prende allora il girasole, il ciclamine e il rosatè. Voglio il profumo della vita che nel mio cuore servirà. Ora domanda Margherita: se ce l'ha lei, perché io non l'ho? Signorina, mi intenda, la prego. Sono 3 notti che non dormo più. Caro signore, allora lei avrebbe bisogno di un sonnifero. Si rivolga alla farmacia qui accanto. È il suo profumo che mi ha fatto perdere il sonno. Ma cosa dice? Io non uso che i profumi della casa. Non si faccia sentire da direttore, mi metterebbe subito la multa. Signorina, lei non vuol capirmi. Signorina, io ti amo. Sciagurato! E vorrei... Io vorrei quel profumo che c'ha solo lei. Mio signore, la strada è sbagliata, perché io sono di già fidanzata. Lo licenzi col suo pretendente. Ma signore, che cosa si sente? Io mi sento nel cuore un profumo d'amor. La violetta, signor. No, non è un profumo di viole quello che lei può dare a me. Con tanti amabili signore, lei si rivolge proprio a me. Voglio il profumo dell'amore per profumare questo cuore. Zitto che viene il direttore. Ecco il profumo per lei, signor. 1000 fiori, ciclamino, violette, azaganà, 370 lire, scontrino alla cassa, signore. Grazie, signorina. Prego. Che tipo? Hai visto, Margherita? Grazie. Voglio il profumo dell'amore che nel mio cuore servirà. Signore, si chiude. Uscita. Addio Nini. Addio.